andiamo nel vicino Veneto, perché tengono banco, guarda caso, alleanze e accordi per le amministrative. Voi sapete che si vota a marzo a Portogruaro per il comune di Portogruaro. Allora, Rosario Padovano ospita questa sera nei nostri studi del Veneto l'esponente del Popolo e Libertà Gianmarco Corigliano. Audio e video dunque al vicino Veneto. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto, abbiamo invitato Gianmarco Corigliano, esponente del PDL di Portogruaro e coordinatore elettorale di questa lista. Ci avviciniamo alle elezioni, voi temete la data del 2 febbraio, quella relativa al pronunciamento della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato, mi scuso? Beh, assolutamente no, credo che non ci possano essere delle sorprese particolari e questo è anche l'auspicio, credo, di tutta la città di Portogruaro, visto che manca ormai poco alla data delle elezioni e quindi alla possibilità per la città di Portogruaro di avere una nuova amministrazione. Una nuova amministrazione che immagino lei spera di centrodestra. Come vi presenterete alle elezioni? Ovviamente è una nuova amministrazione che noi ci auguriamo nasca all'insegna del cambiamento, quindi della rottura rispetto a tutti questi anni di centrosinistra che hanno determinato la situazione che è per Portogruaro di fronte agli occhi di noi tutti. Una nuova amministrazione che nascerà sotto la figura chiave, la leadership di Angelo Tabaro e che vedrà, a mio avviso, imporsi una coalizione di centrodestra completa costituita dalle formazioni consuete, quindi dei partiti quali il Popolo, la Libertà e la Lega, ma anche soggetti quali la lista civica. La lista civica è quale? Perché ce ne saranno diverse. In questo momento siamo in una fase di definizione di quelli che sono le intese e gli accordi elettorali. Stiamo lavorando in particolar modo su quello che è il programma amministrativo da proporre alla città. È ovvio che a distanza di pochi mesi dalle scorse elezioni la piattaforma programmatica sulla quale stiamo lavorando è quella che abbiamo proposto proprio alcuni mesi fa. Certo è che ad esempio il Popolo e la Libertà fa delle richieste specifiche e particolari ad Angelo Tabaro. Noi vogliamo un impegno forte della nuova amministrazione per quello che noi riteniamo essere l'obiettivo principale, la crescita. Vogliamo che Portogruaro torni a crescere dal punto di vista demografico, economico, sociale e quindi anche politico. Bene, ringraziamo dunque Gianmarco Corigliano. Abbiamo avuto un'interruzione velocissima, vabbè.